Le parole di Donald Trump fanno male. È un grido di rabbia quello che arriva da Samugheo, in provincia di Oristano, dopo le pesanti dichiarazioni del TAECON contro i militari italiani. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se credi che il sacrificio dei nostri soldati meriti rispetto e verità, lascia un like e iscriviti per non perdere i prossimi approfondimenti dell'Isola Sarda. Oggi parliamo di una ferita che si era aperta. Le parole di Donald Trump sui soldati italiani hanno scatenato la reazione della famiglia di Luca Sanna, alpino caduto in Afghanistan. Resta con me per capire perché chi era in prima linea oggi si sente giustamente offeso. Dario Sanna, fratello di Luca, il caporal maggiore degli alpini ucciso a soli 32 anni in Afghanistan nel gennaio 2011, ha risposto con amarezza alle accuse di chi sostiene che i nostri soldati fossero indietro nelle zone di guerra. Il giovane militare di Samugheo perse la vita durante un violento scontro a fuoco nei pressi della base di Bala Murghab. Ma i soldati sardi erano davvero al sicuro nelle retrovie, come sostiene il presidente americano? La realtà dei fatti racconta una storia ben diversa. Luca prestava servizio nell'avamposto denominato Highlander, l'immortale, il punto più avanzato e pericoloso di tutto lo schieramento italiano in quel territorio. Se davvero fossero stati indietro, la gente non sarebbe morta, ricorda Dario con dolore. Suo fratello era in prima linea, fiero di una missione in cui credeva profondamente, aiutando i bambini e le popolazioni locali. Non è solo cronaca lontana, è la storia di una famiglia di Samugheo che ha pagato il prezzo più alto per l'Italia. Oggi, con il ritiro americano e il ritorno al passato in Afghanistan, resta una amara conclusione. Il sacrificio di un giovane sardo è servito davvero a qualcosa? Una domanda che pesa sul cuore della Sardegna oggi. E tu? Cosa ne pensi delle parole di Trump sui nostri caduti? Credi che il sacrificio dei soldati come Luca sia servito davvero a qualcosa? Sono curioso di leggere la tua opinione. Iscriviti al canale e supporta il video con un like. Grazie per aver seguito questo racconto fino alla fine e per aver dato spazio a una storia di dignità e memoria. È importante non dimenticare. Un caro saluto e ci vediamo al prossimo video, qui sull'Isola Informa.